siamo pirati, perché è vero, siamo pirati, ragazzi. Ancora una volta ce l'hanno con noi, con Radio Padania, stanno indagando su quanti peli ha sotto le ascelle Sammy Varin. Gli piacerebbe moltissimo scoprirlo. E invece no, non ve li faccio vedere i miei peli sotto le ascelle. No, no, no. Tranquilli, tranquilli, tra poco ci verrete a prendere di peso e ci porterete via. Perché? Perché siamo una radio locale e non siamo nazionale, o perché siamo nazionale e non siamo locale. Bene ha fatto il nostro amministratore Davide Franzini stamattina a mandare in onda la canzone Pietre, Se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre, se sei gay ti facciamo l'applauso. Perché soltanto i gay meritano l'applauso, soprattutto se sono immigrati. Già, l'altro giorno avete sentito il pakistano che si è proclamato gay per non essere rimpatriato e poi l'hanno trovato a violentare la bambina. Io mi incazzo. Allora, sei gay e violenti la bambina. Caro pakistano, non ti fumo certamente, io ti mando fuori dai coglioni e come te tutti gli altri africani che vengono qui a prendere per il culo noi e i gay, quelli veri, quelli che rischiano davvero. Chiusa la parentesi, subito le linee aperte allo 0266203529. Avete qualcosa da dire a Sammy Varin? Fatelo se avete coraggio, dai, chiamatemi, o in radiovisione sulla pagina Facebook di Radio Padania o quella di Sammy Varin. Dite ciò che volete, io intanto guardo soltanto il titolo di Repubblica, mi basta. La Commissione europea propone la procedura contro l'Italia, violate le regole sul debito. E qui naturalmente potrei vomitare sul tavolo, solo che sono in compagnia di una ragazza che farebbe veramente, rimarrebbe schifata. Sammy Varin che si mette a vomitare sul tavolo, poi magari ti arriva qualche schizzo e mi dispiacerebbe seriamente. Caso, se vuoi mi sposto. No, non ti spostare, che è più bello il rischio, capito? È il rischio. Chissà se Sammy Varin mi vomita addosso così, e invece non vomito, signori, non vomito su questa ennesima cazzata, lo dico a bassa voce, cazzata dell'Unione Europea. Vi passo la parola allo 0266203529, ma intanto saluto questa signora che ci è venuta a trovare. Lei fa le magie con la voce fa qualunque cosa, con la voce sa fare di tutto. La salutiamo e la ringraziamo in studio, l'artista Cristina Verderio. Ciao Cristina! Ciao a tutti! Sei rimasta Buongiorno. male? Sei rimasta male, tu Di mi hai visto prima all'entrata, hai detto ma sembra una persona seria, sembra un padre di famiglia normale, insomma, poi ci siamo anche parlati a volte al telefono, su Facebook. Se non ci si diverte un po' non ha senso. È rimasta male, pensava che fosse una trasmissione seria. Diteglielo voi che mi guardate in radiovisione. C'è Lazzar, signori, Lazzar, il nostro nemico numero uno, quello che compare nella canzone La Padania di Sammy Varin. L'avete visto il mio video? È storico ormai. La voce iniziale è di Lazzar, l'amico immigrato che lavora per noi e ci paga le pensioni. Cristina Verderio, cantante lirica, artista, ha lanciato la cerimonia vocale. Ragazzi, adesso la Cristina ci spiega perché oggigiorno, primo, lavorare non è una cosa facile. Secondo, sembra la gente veramente stanca, sembra che la gente sia stanca delle solite cose. Per qualunque evento, che sia il compleanno, il matrimonio, la cresima, la comunione, la laurea, eccetera, la Cristina Verderio si è inventata qualcosa che secondo me non avete ancora trovato. Cristina, parlaci un attimo di te, in che situazione ti sei buttata, quali emozioni fai provare alla gente. È un po' maga, diciamolo, perché secondo me nella sua voce c'è qualche cosa, poi dopo ve la faccio sentire, c'è qualche cosa di magico, però in generale ti stai dando da fare su vari fronti, e per comunicare emozioni, soprattutto in certi momenti, hai scelto la voce, ma non una semplice canzone, trallallero, trallallà, qualcosa di più. Cristina.
Da dove posso partire? Dagli albori? Dagli albori, perché hai deciso... Raccontiamo una storia. Raccontiamo una storia, io mi metto comodo. Posso togliermi le scarpe? Tolgo le scarpe un attimo, sono più Sei a casa tua, quindi puoi fare non quello sono che a casa, vuoi. non sono neanche a casa mia, però mi metto comodo. Vai, Cristina, raccontaci. Ma allora, un po' come ti ho accennato anche prima, mi sono trovata, penso come tante persone in questo momento e magari anche da più tempo, in una sorta di crisi lavorativa che, vabbè, insomma, È normale, ci facciamo i conti purtroppo. tutti i giorni, ecco. Anche, vabbè, grazie al supporto di mio marito, che saluto, che per me è la persona più importante. E che c'ha una carta di identità della Padania che io ho avuto l'onore di firmare, chiusa la parentesi. Soprattutto grazie a lui ho avuto, diciamo, supporto per creare qualcosa di mio. Diciamo che fino a quel momento lì ero stata molto, molto chiusa, quindi ho cominciato ad ascoltare le persone mi dicevano che con la voce posso fare tutto, e ho deciso di credere un po' di più in me stessa e aprire un'attività. Io, vabbè, ho aperto ufficialmente la partita IVA nel 2016, e diciamo che da quel momento fino adesso si è creata questa idea un po' differenziante, un po' diversa dal solito concetto di musica. Io l'ho battezzata cerimonia vocale perché la voce in realtà è, a mio parere, non perché sono solo di parte, ma insomma per molti motivi è lo strumento più potente, più energetico, ancestrale, che ci riporta anche alla nascita. Cioè noi, quando siamo nel grembo materno, da esseri umani, percepiamo i suoni che ci sono fuori, percepiamo già la voce della mamma, quindi in realtà il suono è la prima cosa con cui che ci permette di entrare in contatto col mondo. E quindi diciamo che questo momento di celebrazione, che può essere un matrimonio, ma può essere anche una celebrazione che di qualsiasi genere, veramente non c'è, alla parola cerimonia non c'è limite, nel senso, uno può decidere di celebrare se stesso. Cioè. E qua ti fermo perché intanto abbiamo aperto le linee allo 0266203529. Sai che la nostra radio è forse l'ultima radio rimasta libera, nel senso che chiunque può chiamare lo 0266203529 o fare un WhatsApp al 346 642 7756 ed entra in diretta senza filtri né censure su quello che vuole, su qualunque argomento, e sentiamo qualche voce. Pronto? Caduta la voce, e allora ritorniamo alla nostra voce, mentre stanno arrivando anche WhatsApp al 346 642 7756 se volete fare qualche domanda alla Cristina Verderio, cantante lirica soprano, che trovate anche su YouTube. Dopo magari facciamo sentire anche un pezzo da YouTube. Basta scrivere Cristina Verderio su YouTube e viene fuori tutto ciò che sai fare. Sentiamo ancora un ascoltatore. Pronto? Pronto, Sammy, ciao. Ciao. Ascolta, ma come mai tutti i sacrosantissimi giorni escono notizie che sono arrivati 14, 15, 16, 20, 50 migranti? Sono o non sono chiusi questi porti? Ma lo capite che dopo la gente vi dice che non siete affidabili o no? Cioè, non è una cosa che è successa una sola volta, eh? Vero? Bisogna avere un'opposizione. Vero? Beh, la posizione, grazie cara, la posizione che stiamo prendendo adesso è che siamo riusciti a far capire all'Europa che se arrivano questi migranti, e ne arrivano sempre pochissimi, e sono sempre effettivamente salvati e non trasportati dalle ONG, se arrivano vengono effettivamente smistati in Europa o comunque dagli amici del Vaticano, che sono diventati amici di colpo. Che stranezza veramente, eh? Dopo le elezioni dell'altra domenica sono sparite le contestazioni per Matteo Salvini, addirittura il Vaticano si fa avanti per prendere i migranti e speriamo che non gli scappino durante la notte. Quindi sta cambiando qualche cosa anche su questo fronte.
chiaramente, ripeto, se ci sono persone in difficoltà in mezzo al mare, non le puoi lasciare in mezzo al mare, e questa è una cosa che sappiamo tutti quanti. Il fatto che debbano restare qua in Italia, abbiamo capito dal vostro voto che non siete tanto d'accordo, o sbaglio? Chi vuole entrare può chiamare in diretta 0266203529 o fare un WhatsApp, poi manderemo anche un po' di saluti a tutti voi che ci state guardando in radiovisione. Ritorniamo alla Cristina Verderio e alla sua cerimonia vocale. Quindi, insomma, ti sei accorta che la gente cercava qualcosa di diverso, qualcosa di più, una cerimonia vocale che fosse suggestiva, ma che allo stesso tempo trasmettesse qualcosa di diverso dalla solita canzoncina, sì, che esatto, si cantucchia, è vero? Sì, perché cioè, solitamente quando si pensa all'intrattenimento musicale, soprattutto nei matrimoni, la musica viene venduta come sottofondo. E io dico, ma perché deve essere un sottofondo quando in realtà la musica ha un potere veramente forte? Nel senso, con la voce, senza nessun tipo di strumento, al di là che si abbattono tutti i consumi, insomma è un servizio a impatto zero, però sei obbligato a creare un certo tipo di raccoglimento, a entrare in una sorta di meditazione quasi, perché è giusto che sia così, cioè una cerimonia è un momento di trasformazione, quindi tutto quello che va a, diciamo, organizzarla, a concorrere per organizzare questo momento, deve portarti in una dimensione altra, una dimensione più elevata, dove l'esperienza non viene vissuta soltanto a livello emozionale, ma viene vissuta in modo integrale, con tutta la persona anche ai livelli più alti, oltre la piramide di Maslow. Ecco, mi piace troppo, mi piace troppo questa qua, mi piace troppo. Signori, tra poco daremo tutte le informazioni dove trovare su YouTube, su Facebook, la cantante Cristina Verderio, ma se siete veloci già ci potete andare su Facebook, su YouTube a cercarla, a capire quali produzioni vocali sa fare. Intanto ancora le vostre voci allo 0266203529. Pronto? Pronto, ciao Sammy. Voilà. Sono l'Agnese e faccio una piccola osservazione. Il Vaticano pensi che prenda dei baldi giovani con le loro pulsazioni che poi magari gli creano problemi? Avranno fatto setaccio di chi devono accogliere, per primo. E per secondo ti devo dire, il nostro Papa che è per l'accoglienza non si rende conto in che città viviamo, non si rende conto che la malavita è aumentata, non si rende conto che i nostri giovani, diciamo, hanno gli spacciatori ad ogni angolo di strada e rovinano la nostra gioventù, e poi pretendono che la gioventù vada in chiesa. Ormai non li credono più neanche i cavaturaccioli, capito? È inutile che predicano qui e là e su e giù, che tanto non li crede più nessuno. Guardi che basta solo andare in giro nelle città e parlare con la gente per sapere come la pensa. Quindi questo buonismo, a me hanno insegnato che Dio, tra gli attributi di Dio c'è che è buono, però per primo è giusto. Quindi prima di essere buoni bisogna essere giusti, mi hanno insegnato a me. Quindi ti dico io questa schifezza qua non la digerisco più. Ciao. Grazie, neanche io la digerisco, ragazzi, però ricordate che siamo in un momento importantissimo di transizione e quello che sta accadendo è un cambiamento importante all'interno dell'Unione Europea e probabilmente tra qualche mese mi direte, caro Sammy Varin, avevi proprio ragione. Ancora una voce allo 0266203529, no, è caduta, vi ricordo che c'è anche il WhatsApp 346 642 7756, tra poco sentiremo anche una canzone, un pezzo, un'interpretazione, una suggestione di Cristina Verderio che abbiamo qui ospite in studio. Fatevi un giro sulla pagina Facebook di Sammy Varin se volete sbirciare che particolare look che c'ha la Cristina. Non ti voglio raccontare in diretta, chi vuole deve assolutamente cercarti sulla pagina Facebook di Sammy Varin e poi cercarti naturalmente come Cristina Verderio. Ha qualche cosa di magico questa ragazza qua e non lo so, lo sapete, Sammy Varin quando dice le cose le dice per una motivazione. C'è qualcuno in linea? Pronto? Pronto? Voilà. Ciao. Ciao.
Allora, mi chiamo Antonio, sono italiano e vivo in Germania da 30 anni. Sono un immigrante, però un immigrante un po' diverso da quelli che arrivano adesso in Italia, come anche quelli che arrivano qui in Germania. Però sono un po' più selezionati, sono un po' più selezionati quelli che arrivano in Germania. Selezionati e privilegiati, molto privilegiati. Noi italiani, quando siamo venuti qua in Germania 30 anni fa, non avevamo nessun tipo di beneficio, ma dico nessuno. Avevi il lavoro, era bene, se non avevi il lavoro te ne tornavi nel paesello, tutto qua, finito. Invece quelli che vengono adesso hanno tanti di quelle assistenze, di tanti di quei privilegi. Vabbè, che ben venga, che sia ben giusto, va bene, d'accordo, ci siamo. Però, io faccio un paragone perché scendo spesso giù, io sono di Gaeta, conosci Gaeta Formia, zona della centro Italia. Certo. Scendo spesso giù in Italia e vedo che c'è un modo diverso di accogliere e trattare questi immigranti. Qui in Germania posso dire che loro vengono subito, immediatamente integrati nel sistema lavorativo. Se hanno problemi di lingua, vi fanno fare anche il corso di lingue. Ovviamente questo è tutto pagato da qualcuno, ovviamente da qualche ente più grosso di noi, però diciamo, perché in Italia è successo e sta succedendo tutto quello che sta succedendo con gli immigranti? Secondo me il mio punto di vista è che in Italia è strumentalizzato il tutto. È giusto quello che sta succedendo adesso, perché se tu sei in Italia, devi stare in Italia, ci devi stare con tanto di permesso e tanto di lavoro, deve essere così, perché fino adesso è stata fatta un'accoglienza in Italia sbagliata dell'immigrante, completamente sbagliata. È stato come una specie di, non so, di valvola di carico, di scarico, chiamatela come volete voi, però è tipo un pallone che si doveva riempire. Ma per che cosa? Per chi tutto questo? Perché questa differenza rispetto alla Germania e all'Italia dell'immigrante? E ti premetto, Semi, che io vivo in un paesino dove sono 10.000 abitanti, qua nel Bayern, in Germania, e ti calcola che il nero, tra virgolette, chiamiamolo così, volgarmente, mi chiedo scusa, umilmente, non se ne vedevano qua prima, cioè non se ne vedeva nemmeno uno, adesso è pieno, però li integrano, li fanno integrare. Poi questa storia del crocifisso, tutte queste baggianate, ma perché solo in Italia? Qua non è vero, mio figlio va a scuola, ci sono stati, ieri c'è stata la chiusura del Ramadan, c'è stato un invito da parte del maestro che se sei musulmano sei invitato a non andare a scuola, punto. Ma il crocifisso nella classe di mio figlio c'è, nessuno li sogna di andarlo a levare. Chiaro. Capisci? Perché in Italia tutto deve essere, non lo so, come pubblicizzato, enfatizzato? No, hai detto bene, tutto viene strumentalizzato. Io questo che non riesco a capire, perché questa io capisco che magari ci siano delle difficoltà da questa povera gente che viene dalla Siria, dai paesi che hanno guerre, che hanno disperazioni alle spalle, perché pure noi siamo stati migranti, un popolo di migranti. Il che si dica, perché attenzione, io sono uno di quelli che ha visto qua in Germania dove c'erano i locali, che c'era il divieto nei locali Verboten für und Turkish und Italiener, cioè vale a dire divieto per turchi, cani e italiani. Ma questo però a monte di tutto c'è un motivo, c'è la storia di questo divieto, perché l'italiano andava lì il fine settimana ubriaco e si permetteva certe cose che non poteva fare qua in un paese democratico, a dare fastidio alle donne una volta che si era fatto. Grazie davvero, purtroppo ti devo tagliare perché siamo alla pubblicità, però hai detto cose interessantissime e magari mi richiami qualche altro pomeriggio dalla Germania, e approfitto anche per salutare gli amici che ci seguono un po' da tutto il mondo su www.radiopadania.org, o voi che avete scaricato l'app di Radio Padania sul vostro cellulare e mi spedirete una foto con il cellulare acceso e l'app visibile, perché la voglio pubblicare su Facebook. Signori, ci fermiamo per qualche istante. Dopo la pausa mandiamo un'interpretazione della Cristina Verderio. Hai già scelto quale mandare? Sì. Tra poco vi faccio sentire cosa sa fare e daremo tutti i contatti della Cristina Verderio. Tra pochissimo. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì,
Sì, D43. Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Stiamo per fare un viaggio in un mondo misterioso e pieno di insidie, un posto fantastico con UFO, strani incontri e storie di rapimenti alieni. Spazio pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL dalle 16 alle 17, i dischi volanti e grande musica. Chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai Longobardi al 2000, insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini. Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Potere al popolo, potere ai popoli, ai territori, alle tradizioni, alle identità, potere anche ai ricordi. Mi state scrivendo in tantissimi perché è ancora qui con noi, ci sta ascoltando probabilmente da molto in alto Gianluca Bonanno, che se n'è andato un po' di anni fa, proprio quest'oggi, in circostanze che siamo ancora qui ad aspettare vengano chiarite. Chiaramente Gianluca è qui che combatte ancora una volta con noi, anche noi di RPL, per la libertà di ogni popolo. La Verderio, sentite un po' che interpretazione, che esempio. Qui si trova in chiesa, è vero? Sei in chiesa? Sei in chiesa? Sei in chiesa? Sì, a Ornago. A Ornago? Che uno dirà, ma cos'è Ornago? Una cosa che si mangia? Dove siamo? In Brianza? Dove siamo? Sì, Brianza. Brianza velenosa, signori. Musica per matrimonio. Sentite qua la cantante soprano. Questo è un esempio di ciò che sa fare la nostra Cristina Verderio, ragazzi. Ce l'abbiamo qua in studio in questo momento. La Cristina Verderio passa dai matrimoni alla laurea, al compleanno, con anche un portafoglio musicale, immagino, molto particolare. Dove attingi le canzoni che interpreti? Quali prediligi? Dove vai a beccare la situazione giusta? Allora, vabbè, sicuramente dai miei studi, studio canto lirico da diversi anni e naturalmente il repertorio è selezionato sulla base della vocalità, perché le vocalità non sono tutte uguali. Quindi diciamo che per dare il meglio ognuno poi dovrebbe darsi a un repertorio adeguato anche a livello fisiologico.
quindi anche mentre mi interfaccio con il cliente chiaramente spiego il perché ho selezionato determinati brani e magari perché alcuni non si possono fare anche, quindi bisogna comunque aiutare i clienti a capire come funziona, perché altrimenti si arrangerebbero da soli, nel senso... Musica taumaturgica, secondo me, poi voi pensate come vi pare. Adesso vi diciamo dove trovare Cristina Verderio, cantante lirica, artista che ha lanciato la cerimonia vocale per ogni vostro evento, da quello importante a quello meno importante. Avere una persona che con la voce trasmette emozioni, anche soltanto per pochi minuti, fa la differenza. Dove troviamo informazioni su di te, Cristina? Allora, io ho un sito internet su cui chiaramente ci sono tutte le informazioni, che è www.cantanteliricasoprano.it. All'interno trovate chiaramente informazioni dettagliate su cerimonia vocale, che cos'è, perché magari parlando poco non mi sono spiegata, mi scuso se magari sono stata un po' stringata, però nel sito si trovano chiaramente tutte le informazioni e fra un anno circa l'esperienza verrà integrata anche con, diciamo, delle sedute, tra virgolette, di life coaching, perché mi sto diplomando anche in quello. Quindi, che uno magari lo chiede anche, ma che cos'è il life coaching, tanto per... Il life coaching è qualcosa che serve a tirar fuori il meglio delle persone. Come mi piace. Ad aiutarle ad arrivare agli obiettivi. Ragazzi, penso che io e te dovremmo avere forse una tu per 3 o 4 mesi per cercare di tirare fuori il meglio del Sammy Varin, però magari ce la faresti, però magari chissà... Oh ragazzi, no? che cosa potrebbe tirar fuori il meglio qualcosa di Sammy Varin? Dentro, cioè, quindi, potrebbe esplodere il microfono se facessimo in diretta una cosa del genere. Non lo so, ma se avete queste meditazioni, se volete avvicinarvi a queste teorie, io cercherei la Cristina Verderio. Anche su Facebook ci sei? Sì, ci sono, col profilo privato. Se invece preferite la pagina pubblica, cerimonia vocale, esperienza musicale a cura di Cristina Verderio, soprano lirico. Fantastico. Cerimonia vocale sufficiente, la trovate. Salta C'è fuori. il mio logo, quindi si vede. Salta fuori. Adesso ti salutiamo, ma prima prendiamo una telefonata al volo. Pronto? Pronto, Giuseppe da Torino. Caro Giuseppe. Senti, io ho sentito una canzone, non so se l'avete sentita anche voi su quelle radio libere, che è uno che si chiama Clementino, che prende in giro Salvini, che si è perduto nel mare. Mi fai piangere, Io mando il grande Salvini, che si trova su YouTube, che è un bel pezzo. È uno che si chiama Clementino, che canta con Sfera e Basta, mi sembra. Ecco, lo sapevo. Una roba incredibile, eh. Ti prometto che adesso lo cerco su YouTube, te lo prometto. Clementino, su Salvini. Va bene, grazie. Ciao. Grazie, caro Clementino Salvini. Vediamo cosa salta fuori. Ma perché mi volete rovinare così il pomeriggio? Clementino rappa su Salvini, va bene. Clementino chiama merda Fedez e Gianluca Vacchi, e Clementino che dice qualcuno mi ha mancato di rispetto. E sfido, se chiami merda Fedez e Gianluca Vacchi probabilmente ti faranno anche il culo grosso così. Va bene, dopo ve lo faccio sentire. Intanto veramente ringrazio della presenza Cristina Verderio. Cristina, grazie a te, grazie a tutti. Grazie delle emozioni che trasmetti e che trasmetterai. Chiaro che, signori, qui lo dico sempre, come fare la spesa dal contadino. Se andate dal supermercato, al supermercato trovate certi prodotti, dal contadino ne trovate altri, e la Cristina Verderio è un po' come il contadino che trasmette qualche cosa di diverso rispetto ai grassi nomi che trovate nel supermercato di radio e televisioni. Grazie Cristina, a prestissimo. Grazie a te. Veramente. Ciao. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
Si ritorna in onda, signori, e qui riapro le linee allo 0266203529. Cos'è sta cosa di Clementino che repa su Salvini? Fammi sentire sul volume. Ho nome Clementino, per i corrieri, kiss kiss, je je. I dica je je, palleggio con
Si chiama Vincenzo Greco. I suoi concerti spesso e volentieri aprono quelli dei Nomadi. E non aggiungo altro, signori, per dirvi la qualità e farvi arrabbiare, perché Vincenzo Greco raramente gira sulle altre grosse e grasse emittenti. Chissà come mai. Lucia Mancini, Lucio Riccio, Marco Moretti, Rudy Calliger, ma in quanti siete che mi state sbirciando in radiovisione? Grazie. Siamo pirati dell'etere, però ragazzi, io dico sempre, cercate la verità, non è facile oggi trovarla, ci sono tantissime fonti di informazione, la rete ne è piena, la televisione non vi dico, ricordate sempre una sola cosa, la verità sta nel mezzo. Non pensiamo di avere la verità in tasca noi di RPL, ma pensiamo che raccontiamo qualcosa che assolutamente non sentirete mai su Canale 5 o nel TG di Mentana, ve lo giuro. E guarda un po', vi facciamo sentire quelli che sono i veri pirati che tra poco saranno in Europa, a Bruxelles, a combattere per le nostre terre. Già, rispettando le leggi e le regole, of course, anche perché sono stati legittimamente eletti. Posso presentarvi la neo-europarlamentare Annalisa Tardino. Ciao Annalisa! Ciao Sammy. Ti piace come presentazione? Sei un po'... Bellissima. Sei un po' una pirata, no? Ma assolutamente legittimata dal voto democratico che andrà in Europa a combattere per le nostre terre. Guarda, sì, mi piace molto questa presentazione, è un po', insomma, ci rivediamo, peraltro diciamo, ci sta anche il termine pirata, visto che siamo in Sicilia, no? Siamo un'isola circondata dal mare, allora diciamo, ci muoviamo così. Grandissima. Annalisa da Licata, in provincia di Agrigento, esercita, leggo un po' su Facebook, esercito da 13 anni la professione di avvocato, sia nella mia città natale Licata che a Palermo, dove attualmente vivo con la mia famiglia, occupandomi prevalentemente di problematiche giuslavoriste e diritti sociali. Intanto io apro le linee perché ci stanno ascoltando in tanti. Chi vuole parlare in diretta con la neo-europarlamentare Annalisa Tardino può chiamare in questo momento lo 0266203529 oppure, perché no, anche al WhatsApp 346 642 7756. Senti, è eletta con, leggo bene, 32.767 voti, è vero? Ti devo correggere, 32.884, perché sono aggiunti i voti dall'estero. L'estero, è vero, che non hanno votato tutti i PD, attenzione, perché sembrava che votassero tutti i PD, qualcuno si è sbagliato, ma guarda un po' e ha messo la X sul simbolo Lega. Sto cavolo, ragazzi, il bello, ragazzi, che ti hanno dato una fiducia a te, a Matteo Salvini e alla Lega veramente importante. Come ci si sente, Annalisa? Ma guarda, oltre che euforici inizialmente, mi sento carica di responsabilità, in questi giorni sto peraltro vivendo ancora più questo senso di responsabilità ancora in maniera più impegnativa. Ci sente carichi però perché siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo avuto in Sicilia, non solo io parlo per me personalmente, sono la più votata dopo Matteo Salvini, ma ci fa grandemente onore il fatto che Matteo Salvini sia stato così votato in Sicilia, ed è evidente che al di là di quello che vogliono dire chi ancora continua a fare vecchia propaganda, che i siciliani hanno compreso, che i siciliani hanno compreso il lavoro che Matteo Salvini e la Lega sta facendo per tutto il territorio italiano, e poi hanno dimostrato veramente di voler cambiare rotta. Hanno votato l'unico partito
serio, l'unico partito che parla agli italiani con i fatti e non con le parole, e poi hanno votato la candidata più giovane nella lista, insomma, quindi diciamo, questo è evidente che vogliono veramente cambiare i volti della politica siciliana. Non è male questo, ragazzi. Basta con i soliti intrallazzi, e non lo dico a te perché rappresenti comunque le regioni delle isole, del sud, eccetera. Gli intrallazzi ci sono anche al centro e al nord. Basta con la solita politica, come si diceva un tempo qui a Milano, del magna magna, del centralismo attaccato a una Roma che, abbiamo capito, ce ne siamo accorti, non è assolutamente capace di governare questo paese. Ma adesso l'emergenza è ancora più grave, l'emergenza è proprio questa Europa per la quale siamo soltanto dei numeri, che è difficile da cambiare. Ed è chiaro, adesso non abbiamo più la pattuglia di prima in Europa, quei 4-5 parlamentari, no ragazzi, adesso sono tanti e soprattutto sono uniti ad altri movimenti più o meno populisti in Europa, e daremo veramente del filo da torcere a questa Europa che continua pesantemente a entrare nei fatti nostri quotidiani, ragazzi. Non vi dico un'eresia se vado in apertura su Repubblica. La Commissione europea propone la procedura contro l'Italia, violate le regole sul debito. Ma sentiamo qualche telefonata in diretta. Chiamate 0266203529 o whatsappate al 346 642 7756. Pronto? Quella. Ciao Semi, Augusto da Lecco. Ciao. Ciao. Allora, questa Europa ci ha veramente rotto, ce n'ho piene le tasche di questa Europa, anche perché continuando così moriremo miserabili e musulmani. Quindi spero che si faccia qualcosa, che si tagli il nodo gordiano. E secondo me, se Salvini minacciasse di indire un referendum in Italia pro o contro l'Europa, l'Italexit, sarebbe già uno spauracchio tale per tenerli un po' buoni di non rompere più i coglioni. Scusate il francesismo, ma ho sintetizzato. Ti abbraccio e saluto la parlamentare siciliana che dalla voce mi sembra anche simpatica. Grazie. Ciao. Grazie mille. Certo, è simpatica, ma anche, visto che siamo in temi di parolacce, fammene dire una anche me, anche cazzuta, ragazzi, che fa un po', mica tanto una donna cazzuta, ma in senso positivo, con le palle, una persona che, guarda caso, insomma, esercita la professione di avvocato da tanti anni e che veramente si è fatta eleggere con qualcosa in mente. Ci dice un attimino che cosa vuoi fare in Europa, cosa ti piacerebbe portare avanti, quale trade union, quale collegamento importante vorresti aprire tra l'Europa e la tua terra, le terre che hanno contribuito a farti andare in Europa. Spiegaci un attimo. Beh sì, allora guarda, intanto la prima cosa è sicuramente una concreta ed efficace rappresentanza e rappresentatività della nostra terra. Io lo dicevo sempre in campagna elettorale e lo dico adesso, noi, parlo da siciliana, non siamo stati mai adeguatamente rappresentati, e quello che è successo in Europa, quindi la mancanza di attenzione anche e soprattutto normativa per quelli che sono i nostri settori trainanti dell'economia siciliana, che è veramente al collasso, mi riferisco al settore pesca, all'agricoltura e anche al turismo, non sono state mai adeguatamente rappresentate. Abbiamo cercato anche durante la campagna elettorale di mettere in evidenza come qualsiasi normativa, per esempio del settore pesca, non ha tenuto in considerazione che da parte dell'Europa che in Sicilia non ci sono grandi flotte, ma ci sono piccoli e medi pescherecci, e allora la normativa non ha tenuto mai in considerazione la
la tutela di questi piccoli. La stessa cosa a livello anche industriale, noi non abbiamo grosse industrie ma abbiamo piccole e medie imprese, e allora le normative di riferimento che sono state adottate in Europa chiaramente fanno riferimento a un'Europa del nord, francofona, tedesca, ma anche principalmente all'Italia del nord. Noi abbiamo piccole e medie imprese, abbiamo l'artigianato, dobbiamo tutelare quelli che sono i nostri interessi. Ora io non so ancora in quale commissione, così come non lo sappiamo, non lo sa nessuno, diciamo, dei nuovi eletti, in quale commissione saremo inseriti. Farò, diciamo, delle richieste, così come ci è stato indicato dal nostro Matteo Salvini, con un ordine di preferenze. Chiaramente, al di là della mia professionalità, chiederò di essere inserite in quelle commissioni che possono essere più strategiche per la nostra economia, per poter dare veramente delle risposte ai cittadini, per poter raccogliere queste istanze e poi portarle in Parlamento europeo, perché è chiaro che se nessuno, mi riferisco al settore pesco, al settore agricoltura, anche al turismo, mette in evidenza quali sono le problematicità della Sicilia, non è che, insomma, in Parlamento europeo si può adottare una normativa che tenga in considerazione delle nostre problematicità. E allora, al di là poi della progettualità, perché oggi, diciamo, è anche fin troppo presto, non sapendo, insomma, in quale commissione saremo poi inseriti, penso che l'idea è quella di essere più incisivi e più rappresentativi. Hai detto bene tu, prima erano veramente pochi i parlamentari del nostro gruppo, e mi riferisco alla Lega, erano 5, oggi siamo in 29, uniti agli altri parlamentari del gruppo ESER, a cui ci uniremo, riusciremo sicuramente ad alzare la voce e a farci sentire. All'unisono cercheremo di cambiare questa Europa, perché questo è quello che vogliamo fare, non certo venirne fuori, non certo pensare che si possa fare a meno. Io ho un dottorato in diritto comparato, oltre ad essere avvocato, e quindi ho una prospettiva veramente europeista anche a livello professionale, e ho creduto nell'Europa. Certo, questa Europa ci ha molto deluso, e allora noi eurodeputati cercheremo di portare avanti la nostra voce, ognuno all'interno con riferimento al proprio collegio, e io con riferimento alla Sicilia e alla Sardegna, quindi a queste due regioni d'Italia così belle ma così problematiche. Minimo Annalisa, e intanto chiaramente chi ha un computer sotto mano, non perdete tempo, la si cerca Annalisa Tardino su Facebook, rappresenterà la Sicilia e la Sardegna, e signori, se chiudo gli occhi e penso ai problemi delle tonnare, alle situazioni più disparate di pescatori e agricoltori che non vengono più prese in considerazione da questa Europa che impone delle quote pazzesche, ci obbligano a comprare porcherie immonde anche da fuori Europa, e le cose buone non ce le fanno pescare, o se ce le fanno pescare poi le dobbiamo inviare a Malta o altre zone del mondo. Ma dove cavolo stiamo vivendo? Ti lascio rispondere, Annalisa, intanto sentiamo qualche telefonata ancora. Pronto? Sono Marco da Mantova, ciao. Oi, Marco. Alla luce dell'intervento dell'onorevole, forse la mia domanda è già superata, però non mi sembrava giusto chiudere la telefonata, mi sembrava almeno intanto salutarla. Io la domanda che volevo fare tuttavia è questa. Visto che lei ha preso, intanto un saluto caro all'onorevole siciliana. Grazie. Alla luce delle 33.000 preferenze, vuol dire che al di là dell'apripista Salvini, che sappiamo tutti essere mastodontico, vuol dire che tu devi aver saputo fare breccia nelle menti e nei cuori di tanti tuoi conterranei. Volevo sapere come hai fatto, però forse hai già risposto con il tuo intervento. Basta, tutto qua. Buon lavoro. Grazie Marco. Prendiamo ancora una chiamata, poi ti lascio rispondere, Annalisa. Pronto? Sì, ok. Pronto? Ciao. Buongiorno, sono Marisa. Saluto tutti voi. Grazie. Allora, l'Unione Europea è così severa nei nostri confronti perché hanno paura che noi Italia ci riprendiamo economicamente, cioè che portiamo via sia la Francia che l'Europa l'economia nostra che loro si sono impossessati.
Quindi, perché io vedo molta severità nei nostri confronti, mentre gli altri stati possono fare quello che vogliono. Alziamo la testa, perché se non reagiamo non ci riprenderemo più, perché noi siamo in prigione. Per l'Unione Europea andava bene il Partito Democratico perché era molto servile, e chi ha rovinato l'Italia nei confronti dell'Unione Europea è il Partito Democratico, perché il caro signor Prodi ha fatto degli accordi veramente meschini, cioè che ha rovinato noi italiani. Grazie, ricordiamo chiaramente questi accordi sotto traccia per cui a noi gli immigrati è l'Europa che chiude un occhio, e poi ricordiamo l'infinito surplus che l'amica Germania butta fuori con esportazioni pazzesche, tutti zitti perché c'è Mania, è lei che comanda. C'è ancora una chiamata e poi lasciamo rispondere l'europarlamentare Annalisa Tardino. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao Sammy. Niente, praticamente questa guerra con Bruxelles speriamo di vincerla, perché ogni giorno diciamo, è sempre peggio. E la seconda cosa è che non bisogna lasciare, secondo me, al Vaticano il possesso poi sull'immigrazione, cioè fin quando sono battute portatele a casa vostra e così va bene, però se dovessero poi iniziare a farlo, quelli si prendono anche le cose che non sono loro, dicono che sono loro, mettono dentro gli immigrati e ci fanno invadere ancora. Quindi è meglio il Vaticano non ci metta piede né bocca né niente sulla storia dell'immigrazione. Grazie caro, no, i porti rimangono chiusi, poi chiaro ci sono delle situazioni d'emergenza e ci mancherebbe altro, ma il nostro Matteo Salvini ha spiegato bene che i migranti che approdano ogni tanto sulle nostre coste vengono assolutamente distribuiti in Europa, ed è questa la grande vittoria che nessuno dice, passa ancora in silenzio, di Matteo Salvini. Non restano più sui nostri territori, ma vengono sparsi in Europa, e l'amico, perché è diventato amico adesso Vaticano, li accoglie. Certo che speriamo che durante la notte non scappino come già accaduto in passato. 3 minuti tutti per te, carissima Annalisa Tardino, vai. Bene, allora cerco di rispondere. Rispondo alla prima domanda, come ho fatto a conquistare questi 33.000 voti? Penso semplicemente parlando con le persone, che è un po' quello che fa il nostro leader, no? Credo che la gente ormai sia stanca della solita politica, della vecchia politica, di gente seduta nelle sue urne, e voglia avere concretezza, riscontro, e voglia avere a che fare con persone che sono delle persone vere. E allora io penso di essere entrata nel cuore di quasi 34.000 siciliani attraverso la spontaneità e la semplicità. Va bene, bisogna essere delle persone competenti per fare politica e per rivestire determinati ruoli, ma la competenza non significa creare un muro tra la gente e il parlamentare, l'eurodeputato, il premier. Quindi credo che se, tra virgolette, posso utilizzare il termine successo, il successo sia quello, cercare di rimanere una persona normale. Questo cercherò di farlo in questi anni, tutti gli anni di questo mandato. Cercherò di ascoltare ancora, così come ho fatto finora, e ancora di più, le istanze di tutti gli elettori, anche di chi non mi ha votato, di tutti i siciliani e di tutti i sardi. E questo credo che sarà è la chiave di volta della politica italiana, quello che la Lega sta lasciando, no, sul territorio. Per quanto riguarda poi i rapporti e le problematiche riguardanti l'immigrazione, credo che la risposta sia chiara. Salvini ha saputo dimostrare che qualcosa che si riteneva impossibile invece era possibile. Abbiamo avuto veramente un blocco decisivo dell'immigrazione con tutti i problemi che comportano, e questo è anche una chiave di lettura dell'operato del governo. In questa problematica siamo riusciti a dare delle risposte e riusciremo a dare delle risposte serie e concrete in ogni altro settore, con l'impegno che proprio sono della Lega. È chiaro, signori. Il bello, signori, è che questa importante, perché sono quasi 30, pattuglia di europarlamentari della Lega saprà stupirvi, e saprà stupire anche chi magari era ancora indeciso da questo grande cambiamento che sta avvenendo in Italia e in Europa,
e questa volta non ha votato Lega e magari è rimasto ancora fedele al vecchio Partito Democratico perché mio marito lavora in una onlus, tra virgolette, oppure c'è quest'altro che ha trovato lavoro in qualche modo grazie a un aiuto e qui e là e quindi vado avanti a votare quel partito. Beh, signori, vedrete come la Lega saprà stupire nei prossimi mesi. E intanto lo faranno nella prossima tornata. Esatto, hai capito bene. E intanto noi non possiamo che farti tanti auguri, Annalisa. Ricordati che un pezzo di noi te lo porti dietro quotidianamente quando andrai a Bruxelles, quindi le nostre istanze, le nostre speranze, l'amore per la nostra terra, la difesa per la nostra terra, ce le hai lì tutte quante nella tua borsetta che porterai a Bruxelles e dovrai in qualche modo cercare di sguainare la spada per difendere le tue terre. Annalisa Tardino, buon lavoro! Grazie Sandy, grazie a tutti. Un abbraccio, buona giornata. E lucevano le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 €. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. La trasmissione Rebelot di Marco Pinti. No, non è mica il leghista dal volto umano? Sì, è Marco Pinti, Sammy. Marco Pinti, il leghista dal volto buono, umano, più vero, lo sguardo sincero. Irriverente potrebbe essere anche il titolo della trasmissione. Ma parla, di qualcosa. Di qualcosa. Ci sentiamo tutti i giorni dalle 16:30. I wanna everybody say, I wanna be. Duraminga. Il Duraminga nel disco della settimana, sì. La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL. Allora tu le paghi le tasse in Italia? Io mai, noi non paghiamo tasse, bella Italia, tutto gratis. Noi mangiamo, beviamo, pasta al forno, insalata, Coca-Cola. Le tasse non paghi niente? E l'affitto lo paghi? Mai! Neanche! Bolli, assicurazione? Niente. Tutto gratis? Tutto gratis, Italia, bella Italia. Ma lavori? Ma quale lavoro? Chi ha perso il lavoro deve lavorare io. In pratica solo i fessi lavorano. Allora tu le paghi le tasse in Italia? Bella Italia. Noi non paghiamo tasse, bella Italia, tutto gratis. Bella Italia, bella Italia davvero, questa è l'Italia che non vogliamo, l'Italia di rom, sinti e camminanti che devono avere dei diritti diversi dai nostri. E perché mai? Vogliono una casa popolare e si mettono in coda e l'avranno certamente. Chiaro signori che sta storia
del gay, ti dichiari gay per non essere rimpatriato e poi ti pesco a violentare una bambina, signori, questa è una cosa su cui non transigo. Se sei gay non ti rimpatrio perché nel tuo paese verresti perseguitato, d'accordo, ma se ti becco che violenti una bambina, io ti taglio le palline.
Adesso si chiamano Off New Trolls, non sono più soltanto New Trolls, ma Off New Trolls. La nuova formazione dei New Trolls ha fatto un bel CD, ma soprattutto sono in giro in tournée in tutta Italia, ragazzi. E Gianni Belleno and Company me li dovete salutare se andate a vederli dal vivo. Li saluto caramente perché anche loro mi sbirciano in radiovisione ed è sempre un grande onore avere artisti come i New Trolls che guardano Sammy Varin sulla pagina Facebook. E mi sento un po' strano, mi sento un po' scemetto, capito? Come quando c'è Fontana, il ministro della disabilità, che mi dà una sbirciata. Cavolo, mi viene un colpo, dico, la miseria, c'è Fontana che mi guarda. Siete veramente delle stelasse. Io saluto davvero cantanti, artisti, politici, commentatori, giornalisti più o meno importanti che ascoltano questo segnale finché c'è di RPL, perché la raccontiamo in maniera diversa rispetto a ogni altra testata. Questa è la grande verità. Siamo diversi, la raccontiamo in modo diverso. Tra poco il consigliere comunale a Bologna Umberto Bosco e parleremo dell'integrazione a Bologna che va a 1000, ragazzi. Persino i centri estivi adesso hanno inventato quelli apposta solo per musulmani, cioè se non reciti a memoria la sura aprente del Corano non ti fanno entrare. Che palle mostruose, giuro che non ne posso più. Ne parliamo tra pochissimo con il consigliere comunale a Bologna Umberto Bosco, ma prima, signori, un'altra vergogna nazionale che dobbiamo ancora ingurgitare, anche perché anche da noi non siamo messi meglio qui al nord. Parliamo di roghi di rifiuti, indovina, indovinello, no, non nel Pavese, no, ma il rogo tradizionale, dov'è? È a Napoli. Ascoltiamo Qui Parlamento con Tullio Patassini. Qui Parlamento. Patassini. Grazie Presidente. Io mi riferisco a una delle sue ultime affermazioni quando dice che non è detto che in caso di minori incendi ci siano minori sversamenti. Quindi l'incendio non è strettamente collegato ovviamente alla capacità, alla possibilità che comunque continuino gli sversamenti di rifiuti sul territorio. La cosa che non ho capito è se le forze dell'ordine facciano dei controlli su strada nelle verifiche dei mezzi che circolano su questi territori, perché un conto è il privato che per una noncuranza sversa il rifiuto, un conto un camion di rifiuti che viene abbandonato sulla discarica abusiva o a campo, scusi il termine poco elegante, ma è la prassi più consolidata mi sembra in quel territorio, perché se viene controllato il comune A, lo sversamento avviene sul campo B. E questo è quindi un chiarimento su questo, se viene fatta un'attività su strada di controllo. L'altro aspetto è quello più legato al fatto che mi ha colpito quando lei diceva che quando vengono fatte le ordinanze di rimozione c'è addirittura qualcuno che fa ricorso, e questo mi sembra quantomeno insolito, o se fa ricorso per una questione di carattere penale, ma non penso che qualcuno sia dispiaciuto nel fatto che gli si venga sollevato un problema dal terreno di sua proprietà, salvo che non ci siano attività collusive, ma questo spetta alla magistratura deciderlo. Perché una volta che è definita la questione, e arrivo all'ultima domanda, una volta che è stata definita la questione di quanti rifiuti vengono da fuori, quanti rifiuti vengono abbandonati, che comunque sono prodotti all'interno del territorio, vorrei chiedere a lei, cosa che ha già accennato velocemente nell'ultima domanda dell'onorevole Praga, se il sistema campano, per come è strutturato adesso il sistema rifiuti campano, sia in grado di gestire in maniera economica, efficace ed efficiente i rifiuti, ovvero non è che magari lì qualcuno incautamente fa di necessità virtù? Allora, vediamo per quello che posso rispondere. I controlli su strada
sì, sono assolutamente svolti e hanno sicuramente una parte importante nell'attività di controllo del territorio, e quindi vengono svolti utilizzando, come dicevo prima, nei 3 livelli di controllo che abbiamo adottato, dall'esercito e poi congiuntamente dalle altre forze di polizia. Un dato che così mi riferiscono anche dalle forze dell'ordine, la Guardia di Finanza in questo caso, che ha una competenza specifica, è che diminuisce il livello dei trasportatori autorizzati che commettono delle violazioni. Cioè, quindi il trasportatore autorizzato sa che c'è un'attività di presidio, di controllo del territorio e si sta attrezzando meglio. Quindi le violazioni in questo campo sono in diminuzione. Il problema grosso è quello del trasportatore illegale abusivo, che devo dire è un'attività che viene così contrastata, ma che è difficile accertamento. Come difficile accertamento è l'accertamento di chi appicca il fuoco, il rogo. Non è facile accertare. Non è vero che si sta pensando, ecco, questa è l'altra modifica normativa importante, di modificare la norma, no? Perché non sia solo l'incendio, perché la norma è l'incendio del rifiuto abbandonato, e se io dimostro che non era abbandonato ma che era mio, non vengo perseguito. Quindi ecco, ci sono una serie di norme che in questo senso vanno precisate. Le ordinanze di rimozione alle quali fanno ricorso. Ecco, fanno ricorso perché alle ordinanze alle quali facevo riferimento io sono le ordinanze che il sindaco adotta rispetto al privato proprietario del fondo sul quale c'è uno sversamento, che in qualche caso, devo dire, alcune volte ci può essere anche qualche connivenza, in qualche caso si subisce un po' questo tipo di attività. Quindi se non dimostro che c'è la responsabilità anche del proprietario, è chiaro che il proprietario fa ricorso e riesce anche ad avere ragione davanti al giudice. Così come ovviamente quando il proprietario è un altro ente, la regione per esempio, o l'ANAS, anche in questo caso c'è la difesa dell'ente proprietario perché non si sente responsabile. Quindi se non c'è il nesso di responsabilità, non è automatico, diciamo, l'applicazione della sanzione. Ecco perché dicevo, sono state date quelle indicazioni ai comuni per fare in modo che l'accertamento sia fatto bene e mirato. Cioè tu devi cercare di individuare una certa responsabilità, non solo di chi ha sversato, che ormai non lo trovi più ed è bello che è fuggito, ma del proprietario del fondo, che deve avere qualche profilo di responsabilità nel non aver adottato delle misure di sicurezza, nel non aver predisposto quello che doveva predisporre per garantire l'integrità del suolo. Qui Parlamento. E grazie naturalmente a Tullio Patassini e a tutti i deputati della Lega che quotidianamente sentiamo, signori. Il bello di RPL è proprio che abbiamo ogni giorno tanti collegamenti con il Parlamento, spesso e volentieri anche in diretta, soprattutto la mattina, e vi facciamo sentire senza filtro, senza il drammatico filtro dei quotidiani, dei giornali o dei telegiornali che siano, il parlamentare con la sua voce, con quello che pensa, con quello che sta effettivamente facendo in Parlamento per voi, perché dovrebbero lavorare per voi. Intanto riapriamo le linee allo 0266203529, salutando chi ci segue in radiovisione, sulla pagina Facebook, il canale YouTube di Radio Padania. Ci scusiamo se in questi giorni non c'è il video, cioè ci ascoltate ma non ci potete vedere. Se non lo sapete ve lo dico, stiamo pian piano cercando di migliorarci, le pezze al culo ci sono sempre, però cerchiamo di migliorare
i nostri studi e quindi stiamo lavorando, ecco, diciamo così. Se volete invece sbirciarci in radiovisione, c'è la diretta Facebook sulla pagina Facebook di Sammy Varin o Samuele Sammy Varin, che io poi comunque condivido anche su quella di Radio Padania. E ringrazio ad esempio Desislava Giordano, Roberto Revoldini, Claudio Mascherpa, Lina Convito, Davide Lercara, Patrizia Rametta, insomma siete in tantissimi che mi sbirciate in diretta o che mi sbirciate anche in differita quando tornate dall'ufficio. Grazie davvero. Fatemi salutare adesso il consigliere comunale di Bologna, Umberto Bosco. Ciao Umberto! Buonasera Sammy, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sempre un piacere disturbarti nel tuo lavoro, ma soprattutto, signori, in questo caso parlare di integrazione a Bologna, la città che dovrebbe davvero integrare chi arriva da fuori, chi è diverso, qualunque diversità, a partire magari dalla religione, e sul fronte Islam sta combinando qualche cosa che non riusciamo assolutamente a capire. Ne stanno parlando alcuni quotidiani, in televisione ancora poco o nulla. Si parla di un centro estivo islamico, signori, un centro estivo islamico, cioè dove per entrare devi recitare a memoria la sura aprente del Corano, altrimenti non entri in questo centro estivo. Mi vuoi spiegare un attimo di cosa si tratta? Perché io sono caduto dal pero e mi stanno già scrivendo in molti chiedendo ma sarebbe un campo estivo privato che la comunità islamica si paga da sé in spazi affittati e pagati da sé, oppure che? Raccontaci che cavolo succede a Bologna. Allora, tutto in realtà nasce da una comunicazione informale fatta da Rasmea Salah della comunità islamica bolognese, che vogliono organizzare questo campo estivo all'interno degli spazi che il comune ha recentemente ceduto, sarebbe corretto dire, ceduto all'UCOI per fare la moschea. Quindi si terrebbero in questi spazi che fino a pochi mesi fa erano di proprietà comunale e adesso sono proprietà dell'ente di gestione dei beni islamici che fa capo, che comunque risponde all'UCOI. Formalmente ancora non è stato presentato nulla, quindi in comune non mi hanno saputo rispondere perché è una notizia che è stata data in senso di intenzione di fare. Per quanto riguarda l'eventuale rispetto delle regole che ci sono in regione, in città, per quanto riguarda i nidi, per quanto riguarda i campi estivi, non possiamo ancora fare una valutazione su quanto sia regolare perché non è stato ancora formalizzato nulla. Quello che è stato precisato è che comunque non è un'iniziativa, non è un'iniziativa riservata ai musulmani, anche se hanno chiaramente detto non sono previste attività diverse per gli eventuali iscritti non musulmani, che essenzialmente non è strettamente vietato ai non musulmani, ma è sostanzialmente precluso. Ma la cosa che io ho trovato più preoccupante è il fatto che a Bologna non mancano realtà sia confessionali, quindi sia gestite dalle parrocchie, sia laiche, quindi gestite da strutture, da cooperative, da strutture pubbliche o private, che accettano e chiaramente accolgono i bambini musulmani. La cosa che mi ha dato più preoccupazione è il fatto che questa esigenza sia nata dal fatto che alcune di queste iniziative, alcune di questi campi estivi sono stati definiti atei. Non esistono campi estivi atei, non esistono campi estivi in cui gli insegnanti e gli educatori dicono ai bambini che Dio non esiste. Semplicemente questo indica la preoccupazione da parte dei genitori musulmani che un figlio possa entrare a contatto con un contesto non ateo, ma semplicemente aconfessionale. E questo la dice lunga su quanto sono inclini ad integrarsi in un contesto dove la laicità comunque è la regola generale che ci dovrebbe accomunare tutti. E che piace a una certa parte politica. Intanto ho aperto le linee, chi ci segue in diretta può chiamare 0266 203529 per parlare in diretta senza filtri né censure su RPL in compagnia di Sammy Varin e del consigliere comunale a Bologna Umberto Bosco. Stiamo parlando di questa novità, questo centro estivo islamico che ancora non è ben chiaro
che cosa si voglia fare. Certamente in un territorio ancora rosso, rossastro, rossiccio come Bologna succedono cose che in altre zone d'Italia non accadrebbero su qualsiasi fronte, anche se dobbiamo ricordarlo, l'altra domenica quando ci sono state le elezioni e questa domenica si torna a votare in molte zone d'Italia anche importanti. Io vorrei ricordare una città a caso, Ferrara, ragazzi, se per caso al ballottaggio si vincesse a Ferrara, io stavo per dire mi metto in dieta, no, non lo faccio, non sono mica uno di Radio Radicale, niente sciopero della fame, però non mi dico che cosa faccio, però insomma faccio una festicciola, eccetera. Diciamo che caro Umberto Bosco, sta cambiando il clima, sta cambiando la voglia di politica in tutta Italia, la gente è parecchio insoddisfatta della gestione targata PD, ha subito questo ed altro e pare che ne abbia le tasche piene. Ti faccio rispondere, ma prima prendiamo una chiamata, anzi 2 al volo. Pronto? Sono io? Ciao, sei tu? Sì, ciao, sono Antonella. Poi là. Senti, io non so se sono proprio in tema. Fa niente. Oggi sono arrabbiatissima, cioè più che arrabbiata sono sconsolata. Riguardo quella notizia, 2 notizie oggi. Quella povera ragazza di 17 anni che in Olanda hanno condannato a morte, hanno mandato a morire, perché poverina aveva avuto una violenza quando era giovane e ci mancherebbe tutta la solidarietà. Era un pochino depressa, insomma, sai, i ragazzi a quell'età lì, anche mia figlia ogni tanto dice mamma, caspita, che palle, devo studiare, sai, era leggera, un po' depressa, insomma, allora cosa devi fare? L'aiutiamo a morire, così ce la togliamo dai coglioni. Scusami l'espressione. A Milano una bambina handicappata, 5 anni, la chiamavano Scinni, i suoi bei genitori egiziani, ma quello è un piccolo particolare, perché a parte che ne avevano altri 5, per cui per loro magari sono come i gatti, sai, uno più, uno meno, solo che quel gattino lì era venuto fuori male, per quanto male nel senso. Grazie cara, sei stata chiarissima. Viene il dubbio che per qualcuno la vita umana abbia un diverso valore, un diverso peso. Quando vedo bambini piccoli arrivare nel nostro paese, ancora arrivano a bordo di gommoni abbandonati dai loro genitori, sinceramente penso perché? E mi fermo qua. C'è ancora una telefonata, poi sentiamo Umberto Bosco. Pronto? Sì, sono Edi, buona Ciao. Padania a te all'ospite. Ciao. Certo che mi viene da ridere per non incazzarmi. Lukoil sono i fratelli musulmani, sono combattuti in Egitto, in Giordania, in Marocco, ovunque, e qua li stendono i tappeti, gli permettono la Sharia, la carne halal, le madrasse. Veramente, dove comanda la sinistra? La prima regola è apartheid verso gli italiani, giusto? Grazie, sei stato chiarissimo. Bosco, a te una battuta anche su quello che potrebbe essere il futuro, perché no, dell'Emilia Romagna prossimamente, perché si va ad elezioni anche in Emilia Romagna, non c'è ancora un candidato ufficiale, ma ci piace fantasticare. Umberto. Beh, allora già bisogna dire che alle elezioni politiche del 2018 in Emilia-Romagna il centrodestra era sopra al centro-sinistra. Quello è stato il primo risultato, secondo me molto importante, che ha cambiato un po' il paradigma in Emilia-Romagna, e adesso quelli del Partito Democratico hanno un po' di strizza. E il voto alle europee è stata essenzialmente una Caporetto, dove solo, mi pare, in provincia di Bologna il centro-sinistra non si è fatto scalzare drasticamente dal centrodestra e in particolare dalla Lega. Quindi insomma le condizioni per dare la spallata finale in autunno secondo me ci sono tutte, e conto che Salvini sceglierà un candidato presidente all'altezza e a quel punto comincerà a cambiare la musica anche in Emilia Romagna. E come? Manca poco, vi assicuro, molto poco. Questa domenica fai qualche previsione? Chiaramente tocchiamo tutti i ferri possibili, eccetera. Alan Fabbri ha fatto una campagna elettorale secondo me fantastica,
che è stata molto recepita dai ferraresi, infatti ha parecchio distacco rispetto al candidato del centro-sinistra, e sono certo che non ci saranno sorprese a Ferrara. Alan Fabri sarà il sindaco. E qui già mi basta, signori, non si può vincere dappertutto, bisogna saper perdere, la canzoncina che cantiamo ai 5 Stelle o anche al PD, ma ci mancherebbe altro, insomma non siamo così esagerati da voler vincere ovunque. Staremo a vedere. Intanto chiaramente facciamo appello a tutti voi, non è che adesso facciamo i fighi e se la vostra città torna a votare per il ballottaggio questa domenica voi non andate a votare perché tanto si vince. No, questo giochetto l'abbiamo già fatto a Varese, in altre città, e l'abbiamo preso politicamente in quel posto. Si torna a votare per il ballottaggio questa domenica nella vostra città? Sì, andate a votare. Guarda che vengo a controllare, vengo fuori dal seggio a vedere se ci siete o no. Grazie a Umberto Bosco. Umberto, grazie sempre della disponibilità, e sai che quando vuoi io ci sono. Grazie a te, Sammy, e un ringraziamento a tutti gli ascoltatori. Grazie a chi si batte in consiglio comunale, dalle grandi città come Bologna alle piccolissime città, magari alla prima esperienza di consigliere comunale. In battaglia, come dice Sammy Varin. Per il momento è tutto, appuntamento a domani. Avete ascoltato Potere al Popolo.